I primi segnali di aumento dei costi energetici dall'apertura del conflitto in Medio Oriente sono già palesi e potranno avere conseguenze in termini inflattivi sui consumi. Sul portafoglio delle famiglie i carburanti incidono per il 4%, l'energia per il 9,8%, sul carrello della spesa per il 20%. Nel settore primario si registra già una situazione di instabilità che per vari motivi sta interessando diversi comparti e che ora si somma ai significativi incrementi di prezzo per i fertilizzanti e i carburanti aumentati rapidissimamente negli ultimi giorni. Questa la denuncia di Confagricoltura Friuli Venezia Giulia. Come Confagricoltura Friuli Venezia Giulia volevamo fare un commento sull'aumento di gasolio, gas e concimi che stanno mettendo seriamente in difficoltà il settore agricolo. Come si sa, il gasolio è fondamentale per far funzionare i trattori macchinari, mentre il gas incide direttamente sul costo di produzione dei fertilizzanti. Quando questi costi salgono così tanto come in questo periodo, molti agricoltori si trovano costretti a operare delle scelte come ridurre le semine o diminuire l'uso di concime. Tutto ciò si traduce non solo in minori guadagni da parte delle aziende agricole, ma anche una possibile riduzione della produzione alimentare con relativo aumento dei prezzi per i consumatori. In pratica una catena che parte dai campi e arriva fino alle nostre tavole, cosa che noi di Confagricoltura Friuli Venezia Giulia vorremmo assolutamente evitare.